Invisible Man. Ebbene amici di Scratch, benvenuti per questa puntata, l'abbiamo detto, uno speciale dedicato totalmente ai campionati italiani di ciclocross che si sono svolti a Vittorio Veneto. Marameo per quelli che dicevano che non sarebbe stata una 2 giorni fantastica, anzi 3 giorni fantastica, e marameo anche coloro che non credono nel ciclocross, marameo coloro che dicevano tanto non c'è nessuno che va a vedere questo ciclocross, marameo a tante persone, alla fine ha premiato il lavoro, la costanza e lasciatemi dire anche le eccellenze che sa esprimere il Veneto in questo caso. Ilenia, tanto grazie per essere qui con noi. Abbiamo detto una grande 3 giorni, marameo a tanti insomma, perché poi nel ciclismo ci sono quelli che gufano, no? Vabbè, quello sicuramente, io mi sono in questi giorni adoperata a scrivere degli articoli che andranno poi su dei mensili a febbraio e uno dei titoli che mi viene in mente è Campionati italiani, 2 punti, ho scritto Vittorio Veneto, il ciclocross c'è perché veramente c'è stata tanta gente. Tanta gente che poi ha applaudito i campioni. Noi ne abbiamo uno su tutti che è Carmine Del Riccio, a cui tributiamo un applauso morale anche a tutti coloro che ci ascoltano le loro cose. Grazie per essere con noi Carmine. Grazie a voi. Sei in doppia veste, campione italiano e poi dopo te la giochi all'ultima tappa col trofeo Triveneto. Sì, speriamo, era l'obiettivo di quest'anno, il campionato italiano, e speriamo di salvare la stagione che non è stata delle migliori. Vabbè, comunque, insomma, un bel bottino l'hai portato. Invece, un personaggio che secondo me merita non tanta attenzione, ma anche gratitudine. La gratitudine lui deve darle agli organizzatori che danno visibilità, poi qua faremo un discorso, ma gente che crede in un progetto è importante, quindi se l'SMP che ci sta accompagnando. Quindi io ringrazio Maurizio Schiavon che è qui con noi. È molto importante credere in qualche progetto e credo che il progetto del ciclocross vi stia dando comunque una buona visibilità. Sì, il ciclocross sicuramente è una bellissima disciplina, ci dà soddisfazione, visibilità, e quindi noi siamo qui contenti e soddisfatti. Poi se lavano anche là. Vabbè, certo, ci mancherebbe. Ci Tolto Fontana, ma voglio dire, ma quello è un funambolo. Sì, d'accordo. Intanto ringraziamo anche Renato Longo, sei stato il logo che abbiamo speso in questo trofeo, anzi in questo campionato italiano. Abbiamo detto 250 vittorie, poi 5 volte campione del mondo, insomma, che emozioni hai provato a vedere Vittorio Veneto in bardata festa? Sì, diciamo che Vittorio Veneto è la prima volta che organizza il campionato italiano di ciclocross, però da più anni si organizza l'ultima prova del Triveneto e questo è molto importante. Quest'anno siamo riusciti ad organizzare i campionati italiani e diciamo che hanno vinto un po' tutti. Ha vinto la città di Vittorio Veneto, ha vinto Giacomo Salvador, ha vinto gli atleti e ha vinto soprattutto il pubblico, perché siamo riusciti a portare a Vittorio Veneto circa 15.000 spettatori. Perché non sono pochi, io vi faccio un applauso, però facciamo un applauso a Giacomo Salvador, dai, perché bisogna farlo, anche voi da là. Giacomo, ti ho tenuto per ultimo soltanto perché tu sai esattamente che ti voglio bene perché so che ti impegni e che poi alla fine tutti quelli che possono parlare, no? Non vanno in mezzo al fango, non hanno le preoccupazioni, un po' so anche capirti perché anch'io ho la veste di organizzatore, quindi quando si è organizzatori non si dorme per tante notti prima, perché hai in mente miliardi di cose che ti tolgono via il sonno. Io credo che oggi tu sarai molto soddisfatto di quello che hai fatto, ma se tornassi indietro? Ma lo rifarei di nuovo perché ho avuto una soddisfazione immensa. Posso dire che da agosto mi sono dedicato solo al campionato italiano e penso che ho dormito poche notti, però domenica notte ho dormito fino a lunedì mattina alle 8. Quindi... Una cosa strana, però soddisfatto perché ho riguardato ieri sera per la Rai e ho visto, sembrava delle volte di vedere il Giro delle Fiandre sui Dossi, la nostra salita là, c'era un'immensità di gente e quello mi ha ripagato di tutto quello che abbiamo fatto col gruppo di lavoro, con la città, perché ci sono stati tutti vicini, dagli sponsor,
a tutti. Devo fare un grazie enorme a tutti quelli che ci hanno creduto a questo campionato. Giacomo, io dico una cosa, tu hai creato un evento e tante volte, qua abbiamo uno sponsor che più che essere uno sponsor è un signore, non ti chiamo amico, un signore perché sa esattamente apprezzare coloro che lavorano, però la domanda che ti voglio fare, poi mi devi rispondere tu, poi facciamo intervenire anche il signor SMP. Io mi sentirei al tuo posto grato per quello che hai fatto, no? Ma soprattutto hai dato l'opportunità a delle aziende di mostrarsi in tutto il loro splendore, perché credo che 4 ore di Rai non sia cosa da poco, che questa trasmissione non sia cosa da poco, e quindi anche per lo sponsor diventa un momento in cui sa trovare e sa intanto avere un modello di uomo che sa fare le cose e che non fa cazzate. Guarda, io con Maurizio, ancora la prima volta che la SLSMP è entrata nel trofeo, abbiamo trovato subito un accordo, prima di tutto che è un signore, come hai detto tu, perché è una persona seria, e noi facciamo ciclismo a 360 gradi, e so i sacrifici che fanno loro come azienda, e allora bisogna rispettarli e cercare di non buttare via mai niente, perché anche le istruzioni e tutto quello che Sappiamo, ci danno gli metti anche lo scotch nel retro. Costa una basca di soldi, e in questo momento bisogna valutare quello che si ha e cercarlo di fare. Tenete da conto queste cose qua, Maurizio, perché sai cosa? A me è successo tante volte di vedere alla fine di una gara, no? Anche se piove, prendiamo, tanto è tessuto o non tessuto, no? Tessuto un par di palle, costano un botto di soldi. Vi assicuro, io non ho mai visto qualcuno che prende gli striscioni, li lava e li asciuga. Questo è un rispetto tale tra le aziende e le persone. Io non posso fare altro che essere grato. È vero, ringrazio Giacomo di essere grato a noi come sponsor, ma lo devo dire, e lo dico dal cuore, ma veramente dal cuore. Tu sai come sono fatto, mi conoscete. Devo solo ringraziare Giacomo Salvador e tutta la sua organizzazione, perché ovviamente tutti hanno imparato da Giacomo e si comportano in una maniera esemplare. Io ho visto un ciclocross bellissimo, ho visto la fatica dei ragazzi e degli atleti che correvano con quel tempo che era veramente, al mattino pioveva, al pomeriggio fango, freddo, arrivavano in premiazione, tremavano ma ci stavano. Ho visto un grande cuore, ho visto proprio il cuore della grande passione per il ciclocross. Lei ne aveva scritte queste cose, tra poco mandiamo un'intervista perché, sai, Renato Di Rocco, non so se lo sapete, per il 3° mandato, insomma, è di nuovo là, noi abbiamo fatto i complimenti, è stata anche una simpatica conversazione, tra poco la mandiamo in onda, anche perché è un tributo a coloro che hanno fatto, dal primo, diciamo, esponente del ciclismo. Vanno scritte queste cose, perché io credo che se il ciclismo vuole recuperare il gap culturale vuol dire, intanto freghiamocene degli Armstrong, freghiamoci dei conti svizzeri, non sono cose che appartengono a questo mondo. Questo mondo è una cosa a parte, dove fa affari con persone serie. Quindi proteggiamo questo, è quello che io vorrei tanto, e mi auspico che tutti lo possano capire, anche i vertici, perché quando uno, è simbolico il discorso dello striscione, lo rimette a posto, lo riatta per la prossima gara, però è pur vero che un risparmio del genere può consentire a questo punto l'SLSMP, ma anche altri sponsor, di poter risparmiare qualcosina per dare qualche contributo alla gara, non so, del patrono o la garetta del circondario. Quindi vanno scritte queste cose. Sicuramente, poi comunque riagganciandomi poi al discorso che avevi fatto, è stato un evento, il tanto palesato evento che abbiamo visto anche in precedenza in alcune parti del trofeo, perché c'era tutto, c'erano gli stand, c'era il capannone per mangiare, che è una cosa che abbiamo sempre detto e Giacomo ci ha creduto, e penso che abbia dato anche un buon riscontro, anche per accogliere poi le persone che sono venute a vedere. C'era il pubblico e c'è stato il cuore. Allora, sul cuore io ero sicura che insomma, il cuore c'è sempre stato anche nelle altre tappe del trofeo. Una cosa che mi ha fatto molto piacere, a questo punto lo dico post evento, è che anch'io dal mio punto di vista giornalistico, in questo caso parlo, ho pesato un po' i miei colleghi.
Ho visto dei colleghi che pensavo e sapevo che sarebbero venuti, che si sarebbero sporcati le scarpe in mezzo al fango e hanno fatto delle opere d'arte dal punto di vista articoli e servizi. E ho visto anche chi è rimasto a casa al caldo. Quindi, ancora una volta, il ciclocross c'è perché le immagini hanno fatto vedere che il pubblico c'era. Chi dice che il pubblico non c'era lì. Era a casa al caldo. O vedeva altre cose. No, non è che non c'era proprio. Quindi, ancora una volta, io sono convinta che è uno sport dove bisogna puntare molto. Anch'io, e tu lo sai, e Giacomo lo sa, seguo 2 aziende che hanno investito parecchio in questo trofeo e comunque anche nel campionato italiano abbiamo avuto delle grossissime soddisfazioni con gli atleti che abbiamo avuto. Certo. E secondo me è la vetrina ideale per un prodotto d'inverno, perché adesso il ciclismo è solo scandalo in questo periodo, di attività non c'è niente, ci sono le presentazioni delle squadre dei professionisti, mi sta bene, ok? Però noi abbiamo avuto, ad esempio, per una delle aziende che seguo io, una vetrina a cielo aperto dei nostri prodotti per tutto l'inverno, mentre gli altri magari erano non si sa dove. Adesso mandiamo l'intervista che abbiamo raccolto con Renato Di Rocco, proprio il giorno prima è stato votato, ha vinto la stragrande e il giorno dopo era lì con voi a fare festa. Presidente, oggi ci vediamo costretti per l'ennesima volta a fare dei conti con Armstrong, con questa intervista che dovrebbe fare scandalo, insomma, un po' di nostalgia c'è. Ma tantissimo, tanto forse una comunicazione più seria, perché prima i giornalisti raccontavano delle storie veramente umane sui personaggi, anche con un linguaggio di altri tempi, no? Più poetico, per cui ovviamente viviamo questo momento della società che sicuramente proprio a detta di Sandrin e di Ettore Milani era tutto differente. All'epoca anche, come dire, il profilo del gregario o del portaacqua, come dicevano i francesi, sicuramente era differente. Loro non aspettavano che il capitano chiedesse, ma che devono intuire loro, capire e prevenire, no? Per cui devono essere sempre pronti alla bisogna e scordare il capitano in tutte le maniere, prevedere quali erano le sue necessità nel momento più particolare della gara. Peraltro di Fausto ne parlavano con grande devozione e grande mediazione, perché insomma era un capitano padre di famiglia, nel senso che li aiutava anche con i regali, regalava le camicie, regalava i cappotti, perché voleva che tutti i compagni di squadra fossero sempre vestiti all'altezza di una grande squadra, per cui c'era anche un rapporto molto molto umano. Mi è rimasto impresso i primi anni che l'ho conosciuto, Sandrino negli anni 70, mi raccontava le confidenze e diceva: ma qual era la differenza fra Coppi e tutti gli altri? E lui col suo candore e la sua spontaneità mi diceva: ma sai, Coppi leggeva il settimanale, e già per loro questo era un segnale, un significato di una cultura differente, di uno che magari si documentava su argomenti al di fuori del ciclismo e quanto altro. E mi è rimasta impressa questa cosa. Bene, adesso parliamo dei giorni nostri. Sì, Santo, una bella vittoria intanto, Presidente, senza nessun motivo di recriminare, insomma hai vinto alla grande. E quindi il giorno dopo c'erano questi meravigliosi campionati italiani di ciclismo a Vittorio Veneto, abbiamo qua Salvador, insomma è stata una bella cornice, una bella 2 giorni. Ma sicuramente, intanto la grande soddisfazione dell'Assemblea lo confermo, sono molto soddisfatto, credo che siamo entrati come federazione ciclistica nel Guinness dei primati, perché non era mai successo nella storia dello sport che per una presidenza nazionale ci fossero ben 6 candidati. Evidentemente dovevamo segnare la differenza anche in questo, per cui devo dire che rispetto tutti i candidati, anzi sono anche contento della tua prima esperienza che hai fatto, magari hai sbagliato cavallo o candidato, però devo dire che onestamente partecipare all'assemblea è sempre un'esperienza che va vissuta per capire e comprendere le attività e magari anche dare un contributo per migliorare le regole di svolgimento. Beh, tanto per dire una cosa, però, voglio dire, avrò sbagliato cavallo, però non ho sbagliato la democrazia, nel senso, perlomeno ci si è messi in discussione tutti mettendo la faccia, ecco. Sì, assolutamente, ma infatti devo dire che questa assemblea è risultato proprio uno specchio della democrazia, garantito il pluralismo con 6 candidati, magari anche quelli che non avevano una base di sostegno delle società sportive,
trasparenza assoluta, perché tutte le comunicazioni di tutti i comitati provinciali, delle varie assemblee e quanto altro nel sito della federazione è apparso, e di questo faccio davvero complimenti al segretario generale, a tutto il suo staff, perché credo che nessuno possa lamentarsi. Allora, parliamo dei campionati italiani, dove poi la vista di nuovo interprete è andato certamente in quel di Vittorio Veneto con uno spirito positivo, ma positivo è il ciclocross. Se si vuole, diciamo così, caldeggiare il ciclismo a 360 gradi, e se c'erano dei dubbi, credo che Vittorio Veneto li abbia dissipati tutti. Ma non avevamo dubbi, no? Con Salvatore ho avuto sempre un rapporto, siamo stati sempre in collegamento, gli dico un grazie perché è un grandissimo organizzatore, è un uomo da campo che quando c'è da sporcarsi le scarpe non ci pensa due volte, ma non solo per la gara del Vittorio Veneto, per tutta la gara nel Veneto, ma anche fuori. Questa assegnazione a Vittorio Veneto era anche per così festeggiare i 70 anni di Renato Longo, che sicuramente è la più bella immagine del ciclocross negli anni e anche attuale, perché oltretutto come in avvicinamento ai campi ho visto anche su altri campi di gara, anche in piccole zone, proprio portare la sua testimonianza e il suo nome per la promozione del ciclocross. Che il ciclocross sia cresciuto è davanti agli occhi di tutti, i numeri lo confermano. Proprio parlando con Salvatore hanno detto che c'erano più di 100 atlete e ragazze fra esordienti alleve, questo sicuramente significa un grande successo. I numeri di partecipazione sono straordinari, io avevo già registrato il cambiamento con i campionati di Roma, ma è sempre un crescendo, insomma avere 700 atleti alla partenza credo che sia significativo di quanto le società credono in questa attività, che comunque è un'attività di destrezza, anche di mantenimento invernale, e comunque alla partenza i migliori atleti italiani, con un confronto serrato, forte. Il percorso è stato ben disegnato, perché arrivare con una gara di ciclocross in centro città, una bella città come Vittorio Veneto, significa anche una grande attenzione da parte della municipalità. Questo è sicuro. Ma Presidente, adesso l'ultima domanda è quella che noi le auguriamo di un buon lavoro, certo, è una raccomandazione quella di stare più vicini alla base, alle persone che si sbattono come Salvador, ma del resto ce ne sono molti nel mondo del ciclismo che a volte si sentono contare poco. Ma sai, io questa è una critica che respingo, perché mi conoscete bene. Nel 2012 ho chiuso con 263 giorni fuori. Ho partecipato a solo 7 gare professionisti e 2 o 3 pose al Giro d'Italia. Non dico di presenza, Renato, non dico no. No, lo dico per informazione. Io dico proprio il movimento che sia più attento. Il mondo degli under mi critica perché non mi sono fatto vedere da 2 anni a questa parte. Ho frequentato società, campi di gara e presentazione dalle categorie juniores in giù. Poi se uno ha speso qualcosa più per i giovanissimi, lo rivendico, nonostante i pochi mesi, per dare una pacca sopra le spalle ai dirigenti di bravi e grazie, perché l'attività giovanissima non è attività agonistica, ma è più l'attività sociale di crescita civica dei ragazzi, giocano con la bicicletta e si divertono. Le riformulo però la domanda, Renato, le riformulo la domanda. Vado avanti, scusa, anche perché una cosa. Peraltro ci siamo inventati il ciclodromo, che non era niente da inventarci, era uno spazio protetto per i giovani come segnale di sicurezza, e in 6 anni, grazie alle società sportive, ma anche all'attenzione di qualche comune, ne sono state realizzate 78, quindi ce la mettiamo la faccia e cerchiamo di andare avanti. Adesso con i mondiali della Toscana, in cui vengono dei soldini alla federazione per la prima volta nella storia ciclistica, c'è una percentuale per la federazione, e sicuramente, come è avvenuto per i mondiali di Varese, saranno destinati all'acquisto di biciclette da dare. Nel 2009 ne abbiamo date 1000, speriamo di darne di più per la Toscana. E questo ci sta tutto, ma riformulo la domanda, forse è l'espressione delle società nel senso di più vicinanza, nel senso che con tutti sti casini che succedono fuori è sempre il ciclismo che ne va un po' di mezzo, tante volte coloro che hanno società piccole, proprio con i bambini, che vanno proprio dal bottegaio a chiedere i 100 euro, tante volte si sentono dare di quelle risposte che sono veramente detestabili. Insomma, ci piacerebbe che in questo caso la federazione cominciasse a fare pulizia, ma soprattutto diciamo così, un maggiore impatto culturale, saper dire che il ciclismo è lo sport più bello del mondo e che non siamo tutti drogati, questo, e nemmeno tutti evasori. Assolutamente, sono anni che dico questo, che il ciclismo è frequentato da brava gente, da dirigenti seri, da società solide,
e anche da atleti bravissimi. Se dobbiamo così invitiamo soprattutto i genitori a fidarsi delle strutture delle società sportive, dei loro tecnici, e non prestare troppo i ragazzi, soprattutto nei primi anni di avviamento del ciclismo, che giochino, che si divertano, che la bicicletta rappresenti il primo strumento di indipendenza e di autonomia, che vadano a esplorare le zone belle del proprio paese, della propria città, e che si divertono. Poi se si innamorano della bicicletta, ben venga, dopo essere andati a scuola e magari ottenere qualche buon voto. Bene Presidente, noi la lasciamo, però la richiameremo quando riprenderà poi dopo nella parte iniziale di stagione in primavera per sentire le ultime novità. Tanto lei comunque, anche se ero, diciamo che ho cavalcato un altro cavallo, insomma, so che la sua disponibilità, insomma, c'è sempre. Ci mancherebbe, dobbiamo essere tutti insieme, lavorare insieme e pedalare nella stessa direzione. Un caro saluto e abbraccio a Salvatore e un grazie di cuore, perché è veramente una persona straordinaria. Grazie Presidente, grazie infinite. A te, buon lavoro. Grazie. E ben rientrati in studio dopo questa bella telefonata con il nostro Presidente. Cosa pensi? Hai sbagliato cavallo, sei stato disarcionato. È per quello che mi ero tutto quanto infortunato e domenica ho dovuto non sono venuto a Vittorio Veneto. Io c'ero perché ero sopra sto cavallo che era sbagliato, però un po' mi ha sorretto. Però ha vinto la democrazia, io credo, perché poi dopo alla fine uno può andare da una parte, dall'altra, però ha vinto la democrazia, e quando uno vince bisogna pur dire che ha vinto. E gli altri che hanno perso, non è che qua vinciamo, non siamo dei politici, è vero, nelle politiche tutti vincono, però qualcuno perderà pure, no? E quindi gli altri 5 hanno perso, oggi va bene così. Allora, Ilenia, parliamo di questo ciclocross. Prima dicevo, io gli ho riformulata questa domanda perché a me non interessa il discorso degli under 23, gli elite, i professionisti. Io parlo delle società tipo questa, che ha organizzato un evento importante, ma ce ne sono altrettante altre che organizzano eventi che sono di minore importanza, evidentemente mediaticamente, giovanissimi. Certo, però lo sforzo organizzativo lo sforzo è uguale, medesimo, però tante volte noi ci dimentichiamo di questi organizzatori, ce ne sono molti, forse sono molti di più di quelli che sono più acclamati. Quello sicuramente, purtroppo cosa vuoi? Già in certe discipline se ne parla meno, no? Perché guarda, le donne a voi vi hanno pure dimenticate. No, a voi. A me non mi hanno dimenticato. Ma le altre è uguale, sì. Qualcun altro può venire stato dimenticato, sì. Però, appunto, già si fa fatica anche a parlare, a trovare anche spazio, proprio, perché secondo me la buona volontà di certi anche ragazzi giovani che scrivono, eccetera, c'è. Il problema è trovare spazio, perché poi se tu fai una cosa, non lo so, di 8.000 battute, poi te la tagliano a 3.000... E diventa dura. È dura, ma poi, quindi già c'è un problema di spazio all'inizio. C'è un problema di credere in questo movimento del ciclocross, che io sono convinta che poi verrà, perché come è all'estero, in Belgio, in Francia, verrà anche qua in Italia, sono convinta prima o poi, bisogna solo continuare. E diciamo, è ovvio che poi gli organizzatori, quelli minori, perdono un po', perché se fosse per me io scriverei tutto il giorno degli esordienti, degli allievi, tant'è che per un servizio, per un mensile che va a febbraio, ho detto perché devo parlare Marco Aurelio, Franzoi, che è scritto dappertutto. Parlo degli esordienti, primo e secondo anno, degli allievi e delle donne allieve. Sono d'accordo, e credo che questo sia propedeutico, perché allora, caro il mio, qua sta crollando tutto, allora, caro il mio Salvador, Trofeo Triveneto cosa vuol dire? Che ha esportato molto anche a carattere nazionale, dal grande, che sta lottando in un'altra fascia con Zoppas, campione italiano, è merito anche del trofeo. Ma certamente... Però posso dire una cosa, noi abbiamo fatto un trofeo che già esisteva da molti anni, che l'aveva ideato Armando Zamprogna, ultimamente l'ho preso in mano io dal 95-96, però posso dire che il nostro torneo è aperto a tutte le regioni d'Italia, perché non abbiamo fatto mai una regola perché uno non potesse venire a correre qua. E lo dimostra anche quest'anno, il mese di ottobre e le prime e seconda settimana di novembre erano tutti qua, anche dalla Lombardia, Piemonte, Emilia, dalle Marche, dappertutto. Vuol dire che abbiamo fatto un qualcosa di valido, però abbiamo cercato che non fosse solo una prova bella e una no, di portare quello che si poteva, perché abbiamo avuto il nostro amico Cristian Tonetto che portava i gazebbi ogni domenica e sta viaggiando a gratis come tutti gli altri.
che cerchiamo di dare un'immagine che sia un'immagine valida, ma su tutte le gare, se no vuol dire che abbiamo perso, non siamo riusciti a fare qualcosa. Poi abbiamo una giuria di appoggio, che bisogna menzionarla, con a capo Antonio Del Colle, adesso i nomi di tutti non me li ricordo, ma sono tutti importanti. Abbiamo recuperato anche la Cinzia Bolzan e Ennio Benedet, che Ennio Benedet a livello nazionale non ha da imparare niente da nessuno. Bisogna cercare di trovarlo in una collocazione, ma a livello grosso, perché Ennio è una persona che di regole se ne intende. Tu hai la tua veneranda età. Caro signor Longo, prima con il nostro Presidente parlavamo di come era bello evocare antiche storie tra Coppi e Bartali, ma anche tra i gregari. C'era una sorta di grande codice d'onore, anche di grande educazione, no? Quei profili bassi che oggi non ci sono più, perché oggi parliamo di un ciclismo sì moderno, però diciamola tutta, un ciclismo ma uno sport tante volte maleducato, non è più come una volta, quindi un po' di nostalgia ci sta anche bene, non è retorica. Sì, diciamo che il ciclocross è cresciuto molto da quando ho incominciato a correre io e Severini, siamo stati i primi a salire nel podio del ciclocross. Se noi andiamo indietro negli anni, nel 1958 sono entrati due talenti giovani, io e Volschol. Se guardiamo i campionati del mondo del 58 vediamo primo Dufresne, che era il quinto campionato del mondo, secondo Severini, sul podio anche lui, terzo Volschol e quarto Longo. Entriamo nel campionato del mondo del 1959, si capovolge direttamente l'ordine d'arrivo. Primo Longo, secondo Volschol, terzo Severini e quarto Dufresne. Da lì si è incominciato, perché i due corridori più giovani di quella partenza di Ginevra erano Longo e Volschol. Da qui si è incominciato a tracciare un solco nel ciclocross e è incominciato a crescere sempre di più il ciclocross. Purtroppo non c'erano i giovani, il vivaio dei giovani qui da noi. Io sono andato a fare dei corsi, andavo a correre in Francia, in Svizzera e in tutta Europa quasi, e nelle altre nazioni c'era il vivaio dei giovani che praticavano il ciclocross. Facevano delle piccole corse, quello che noi abbiamo fatto qui negli ultimi anni e abbiamo fatto crescere sempre di più il ciclocross. Abbiamo visto Vittorio Veneto circa 700 atleti alla partenza e questo è molto importante. Sono andato in Svizzera nel 67-68, ho fatto 2 corsi e insieme ai grandi, ai Frischner, ai Gretner, ai Plattner, tutta quella gente lì avevano i ragazzini e loro lì facevano già le piccole corse che noi in Italia non sapevamo neanche cosa fare per avvicinare e siamo arrivati a tutt'oggi che abbiamo avuto un incremento tale nel ciclocross e siamo competitivi anche a livello internazionale. Maurizio, come sponsor, no? Io non ti parlo però da sponsor, ma chiaramente per lo sponsor sembra quasi un'entità, no? Parliamo dello sponsor, è un po' come Cacao Meravigliao, qualcosa di indistinguibile oppure qualcosa di... Sì, un'entità molto metaforica la cosa, invece avete un cuore, avete un'anima, avete un cervello, avete quelli che vi rompono le balle inutilmente e c'è un po' di tutto, no? Quindi dovete anche sopportare alcune, diciamo così, alcune deviazioni del mondo. Però quando uno sponsorizza un evento del genere e poi conosce profondamente anche gli organizzatori, ti faccio una domanda, la signorilità di Longo e l'eccellenza di Salvador ti legheranno, penso, a filo doppio per tanti anni. Ma noi siamo già legati a doppio, forse quadruplo filo. Sai perché ti faccio questa domanda? C'è tanta gente. Io ho sentito, scusa se ti interrompo, è una cosa brutta. Prego. Ma guarda, la cosa che a me ha dato fastidio è che nelle gare ciclistiche ci siano altri concorrenti che mettano il veto: se ci sei tu non ci devo essere io. Cioè questo credo che sia la cosa peggiore che possa succedere, e per lo sport ma anche per l'azienda stessa. Chiudo questo preambolo. Sì, questo sicuramente non fa crescere nessuno, sono d'accordo con te. Non fa crescere gli sponsor, non dà la visibilità giusta al movimento, al ciclismo e a tutto l'insieme. Noi non abbiamo mai fatto questo discorso, mai lo faremo. Dove ci siamo noi c'è spazio per tutti,
Presumo che il mondo sia sufficientemente grande affinché tutti possano muoversi all'interno, sia nel mondo naturale che nel mondo del ciclismo, del ciclocross e del ciclismo da strada. D'altronde mi chiedevi se io sono legato a doppio filo con loro. Sì, certo, 2 persone così è difficilissimo trovarle. Noi come SMP non abbiamo mai avuto l'abitudine di lasciarci sfuggire o di lasciare perdere o di non badare alla serietà, alla correttezza, alla lealtà e all'onestà. Crediamo in queste cose, in loro le ho trovate, dove ci sarà Giacomo e dove ci sarà Renato, sicuramente spero che loro vogliano che ci siamo anche noi. Alla faccia Dipende degli da loro. articoli che sto sentendo in questi giorni, che sono sponsor, che chiaramente potranno anche esistere, che vogliono risultati a tutti i costi e quindi va bene far tutto, no? Se andiamo a vederli non sono tutti così, basta cercarli, Lenia. Come andiamo a cercare, quello dicevo prima io a Giacomo, insomma una piccola siparia dobbiamo farlo per dare un po' di credito a questi atleti. Abbiamo parlato di Dal Grande e Zoppas, interpreti del Trofeo Triveneto e interpreti assoluti per quanto riguarda questo campionato italiano. Sì, ma comunque tutti... Andiamo man mano. Andiamo man mano, però comunque ho fatto Parliamo di una questi due. piccola statistica e apro e chiudo il discorso. Tutti i campioni italiani, forse solo una persona, uno, il più piccolo degli esordienti non è mai venuto a correre da noi. Tutti gli altri hanno fatto almeno una gara da noi. La maggior parte dei podi è nelle classifiche del Trofeo Triveneto, quindi diciamo che grandi sconvolgimenti di classifica non ce ne sono stati. Zoppas e Dal Grande hanno confermato. Sì, avevamo detto che sarebbe stata comunque una bella prestazione, perché comunque la forma c'era, ero convinta anche di Carmine e ho visto comunque anche un Arriviamo a Carmine. Giuseppin Sergio non è arrivato a 16 ore, è arrivato a 51 secondi. Esatto, poi anche il podio Terzo. di Giuseppin, comunque il Braidotto, insomma sono tutti master che corrono normalmente da noi, quindi ancora una volta abbiamo dimostrato che era poi la domanda che ci facevamo in telecronaca, no? Se perché i master ovviamente non sono come le altre categorie che corrono anche nel resto Certo. d'Italia, però anche questa volta abbiamo dimostrato che insomma i master triveneti che corrono nel Trofeo Triveneto sono arrivati preparati all'appuntamento. Ecco. Carmine Del Riccio. Carmine, io l'avevo detto, insomma, che nonostante la stagione che ha avuto, che lui dice non è una delle migliori, però insomma secondo me era uno dei pronosticati per il campionato italiano, ha fatto una bellissima gara. Carmine, tu hai questo vizio, no? Di essere sempre molto... Cioè, sei forte, sei andato alla grande, non saprei cosa pretendere di più da un atleta. Ma io parlo perché... Ti senti qualcosa di più? No, quest'anno sento qualcosa di meno. No, ma ti sentivi di dare qualcosa di più? Sì, dei margini, cioè non è che ho dei margini chissà che cose, però un pochino in più si poteva andare, magari tenere un po' di bagarre con Folcarelli, che quello non è che è una cosa che mi dispiacerebbe, e anche magari avere una condotta di gara più grindosa, più cambi di ritmo, invece quei pochi cambi di ritmo che ho fatto alla fine mi pesano in quel senso lì. Tu sei della Basilicata, se non sbaglio. Molise. Molise, scusami. Abiti a Bolzano, quindi sei sotto una società bolzanina e poi dopo sei per il gruppo Esercito, no? Ma avete dei benefit nel gruppo Esercito? Vi danno l'opportunità di allenarvi? Com'è che funziona? No, ci sono degli orari prestabiliti che in base al reparto che abbiamo vanno dalle 5 alle 7 ore settimanali, e quelle sono diciamo per tutto il personale della Forza Armata, e ci consente di mantenere l'operatività fisica. Infatti poi avremo ogni anno dei richiami da fare che praticamente garantiscono l'efficienza fisica del personale, in modo che tutto il personale abbia un minimo standard da rispettare. E invece gli atleti? Ma noi non siamo atleti, noi siamo dei master che quando abbiamo quelle ore disponibili durante la settimana, andiamo invece di correre a piedi, andare in palestra, prendiamo la bici e andiamo. Però usate anche la maglia del gruppo che è del corpo forestale. Cioè credo che sia anche un benefit. No, sono per due loro. cose diverse. Sì, no, però sono sempre con le maglie, mi pare gruppo Esercito, no? Sì, fino alla scorsa stagione, perché adesso questa stagione ho cambiato casacca, però fino alla scorsa stagione, fine settimana, uno indossava il body Esercito e faceva l'utile e il dilettevole, cioè della serie che fai
buona pubblicità all'ente per cui lavori e comunque sia pratichi lo sport che ami. Beh, questo non è brutto secondo me, bisognerebbe anzi incentivarlo, cara Ilenia, per me. Sicuramente poi appunto Anche i carabinieri. c'è questa differenza appunto fra loro e Ignazio che abbiamo qui in studio, loro sono dei militari, hanno fatto anche missioni importanti all'estero e quindi il loro lavoro principalmente è quello di essere militari. Tutti gli altri ragazzi che vediamo, da Ponta ai Braidot, quelli sono atleti, quindi il loro lavoro è fare l'atleta, invece il lavoro di Carmine e di Ignazio è di fare il militare. Adesso mi muovi la curiosità, quali sono le missioni che hai fatto? Io ne ho fatte poche rispetto a tanti che stanno a reparto, a altri colleghi che stanno con me a reparto. Ho fatto solo l'Iraq e il Chad. Solo. Non ne ho molte. Ignazio mi pare che ha fatto Afghanistan anche. 9, mi piacerebbe sentirlo, poi, però non hai il microfono, non ti sentono, però voglio dire, insomma, hai portato comunque uno che la si pensi. Io sono contrario a tutte le guerre e per me non è che si esporta la democrazia bisognerebbe conquistarla, però è una parola. Però voglio dire, insomma, hai rappresentato l'Italia, non siete andati là, credo, a uccidere, poi dopo siete delle persone così belle. Cioè sì, che avete fatto il vostro lavoro. Anche perché noi abbiamo un compito tecnico nei teatri operativi, garantiamo i collegamenti con la madrepatria, satellitari, cioè siamo un reparto trasmissione. Quando qualcuno dice no ma vanno a fare la guerra, cioè, non è bello neanche sentirselo dire, no? Io credo che l'esercito italiano rispetto a tutti gli altri eserciti sia uno di quelli che abbia in questo senso sia il più ben visto quando andiamo all'estero, perché cioè, veramente abbiamo delle regole di ingaggio che con la guerra non c'entrano niente. Infatti la maggior parte delle missioni che abbiamo sono peacekeeping, non sono peace enforcement, non c'è guerra. A volte questo comporta anche dei rischi maggiori, però abbiamo comunque sia una visibilità che rispetto per esempio agli americani ci avvantaggia su dei determinati punti di vista. Quindi sei anche un atleta? Quello è era un piccolo sogno che curavo da piccolo e mi accontento adesso di fare il master. Vedi Maurizio, questa trasmissione io non è che dico che è la più bella del mondo, che si mancherebbe altro, insomma noi lo crediamo perlomeno, io lo credo dopo, quest'anno festeggiamo i 15 anni, insomma qualcosa abbiamo fatto. Certo. Però credo che poi dopo il ciclismo, in traduzione molto semplice, non è altro che l'esperienza della vita, oppure l'espressione della vita come in questo caso, luoghi comuni come in questo caso dell'esercito, mi vengono in mente sono anche nel ciclismo. Assolutamente sì, è cuore e passione. Cuore e passione, come cuore e passione, passione e cuore. Cuore, passione e fatica. Sono belle queste storie, Giacomo, che forse neanche noi ce le sogniamo, ma sappiamo che all'interno di questo ambaradan ci sono queste espressioni. Ma nel ciclocross io ho iniziato per scherzo perché un amico, siccome andavo abbastanza bene a piedi, Riccardo Piccin, sono entrato, però è una cosa o l'hai e ti entra o se no non c'è. Il ciclocross è una cosa fantastica perché prima di tutto durante la gara c'è proprio un entusiasmo, una grinta tra l'avversario, però alla fine è una famiglia, perché Carmine io alla domenica ogni tanto lo attacco così, mi diverto a punzecchiarlo, ma è un ragazzo eccezionale, è un ragazzo che si impegna e va forte anche perché... Beh, insomma, la sua vittoria è stata a 2,47 dal secondo, che era Belletti Davide, non era l'ultimo degli stupidi, insomma, all'Ilenia. Andiamo invece con gli altri. Under 23 abbiamo Falaschi, Braidot e San Parisi. Daniele Braidot, per me, poteva vincerla sta gara, se devo essere sincero. L'abbiamo vista, la vediamo... il percorso di sabato era un percorso perché era relativamente asciutto. Il percorso di domenica era un terno all'otto. Io ho indovinato, però se giocavo 50 euro su Falaschi avrei indovinato perché non so, mi sentivo che vinceva Falaschi perché comunque anche lì Falaschi fa una stagione prettamente improntata, lui è italo-svizzero, abita in Svizzera, quindi è molto abituato a questo tipo di percorsi, perché l'abbiamo già detto che era un percorso molto simile a quelli che si trovano in Svizzera.
E secondo me i due fratelli di Braidot, metto in mezzo anche Luca che è caduto e poi si è ritirato, hanno avuto un po' di sfortuna, insomma, ma ci sta, insomma, fa parte del gioco. San Parisi, bella sorpresa, non pensavo riuscisse ad arrivare a podio, sinceramente pensavo Smarzaro, invece San Parisi, bella sorpresa, insomma, quindi diciamo sono il nostro futuro e insomma speriamo che continuino così. Andiamo con gli junior, no? Qua abbiamo chiaramente Gioele che è andato. Io vorrei farti una domanda, ma Gioele vabbè, o faceva il furbo al trofeo Triveneto o in qualche apparizione che andava un po' più piano, perché teneva lì a 20-40 secondi, qua è andato via come un siluro, cioè Gioele non ce n'era per nessuno. Gioele sta preparando il mondiale adesso. Sì, ma ho capito, ma una forma così, abbiamo visto anche una virgola diversa, allora anche qua, ad esempio, è venuto fuori Todaro, che magari nelle ultime apparizioni non era sempre. Io mi aspettavo fin dall'inizio, ho sempre detto sarà Gioele Nadir, abbiamo sempre detto. Sì, infatti. E invece poi c'è stato anche il terzo incomodo, perché comunque è un Todaro che si è inserito così a podio al secondo posto e Nadir con le Dani al terzo. Franzolin ha rispettato insomma quello che era il pronostico e Velasco seconda gara quest'anno, insomma io lo dico, ha fatto quinto, quindi è un peccato che quest'anno non si è visto nel ciclocross, mi dispiace però lo dico. Franzolin perché... diciamo che ha rispettato un po' il suo target. Sì, Franzolin era lì, secondo me anche là ho sentito che è venuto da una settimana di influenza, purtroppo insomma ci sta e anche lì insomma è stata una bella gara anche quella degli junior. Bertolini se la gioca insomma sta gara ai mondiali. Io ci credo, visto, è vero? Spero che se la giochi e anche gli altri azzurri che porterà via Fausto Scotti insomma. Io metterò in crisi sicuramente il mio regista, ma andiamo con le donne, no? Abbiamo visto la Lechner, la Vania Rossi, Scandolara, Cuciniello, Bresciani, Nicoletta, una certa Lazza Vilenia e Ruggeri. Poi incatramata, però insomma non vogliamo dare la distanza che sia arrivata perché è un po' però io non sono stata doppiata, guarda che c'è stata tanta gente doppiata. Ho capito io, però insomma andiamo a parlare della Eva Lechner che mi piace di più, un po' confusa in cronaca con la Rossi, vabbè, però è sempre stata davanti la Eva Lechner. Ma mi viene una domanda da farti. Abbiamo visto lei, poi vedremo Fontana. Io ero convinto che questo fosse stato un percorso per puri ciclocrossisti, invece i biker qua sono andati a nozze. Qui parliamo però di ragazzi che hanno del talento fuori cioè comunque allora, e si sono anche allenati a piedi, perché io poi ho guardato le immagini, perché in gara non vedi, però poi ho guardato le immagini, a piedi non andava piano la Eva, ed era l'unica che faceva la salita in bicicletta, quella del Prato, quindi lì comunque ha fatto anche sicuramente un po' la differenza. Apro e chiudo una parentesi perché ho sentito delle cose non esatte. La Lechner non è che teneva il manubrio qua perché è matta, perché ha i freni da mountain bike, quindi aveva il manubrio da ciclocross. Se ne sono sentite un po' tante, ma questo vuol dire che c'è poca cultura nel ciclocross. No, vabbè, ma volevo solo dirlo perché magari poi dice non è un cattivo esempio per i ragazzini. Tu hai qualcosa da dire sui freni a disco, se non sbaglio? Prego. Sui freni a disco hai qualcosa da dire? Sì, i freni a disco facciamo un'errata corrige. Invece di non andare bene per il fango, sono ottimi nelle situazioni di condimeteo avverse e neve, fango, soprattutto nelle gare di ciclocross. Si vede che, sai cosa penso? Freno a disco, chissà che non si graffi. Mi viene in mente questo, allora la gente non... No, dico... No, è che sono appena... È una battuta la mia. No, sì, ok. Ma non puoi trovare tutte le biciclette così, perché abbiamo già detto, certo. Insomma, costa, perché poi freno a disco vuol dire avere 8 paia di ruote con i dischi, non è così automatico, ok? Possono averli solo pochi. Comunque, parlando delle donne, Eva Lechner era da pronostico, insomma, mi è piaciuta molto Valentina Scandolara, devo dire, perché se non aveva quelle cadute, insomma, è caduta tante volte, certo. Secondo me seconda la faceva. Bella anche la gara delle Under 23 perché lì ho sbagliato il pronostico, devo dirlo, mi metto in ginocchio. E vabbè, però ha qualcosa da recriminare. Insomma, Alice Maria Zuffi si è meritata la maglia perché ha guidato veramente molto bene, una bella guida pulita, Elena Valentini seconda e Francesca Cauzze terza. Può essere che se le taglie a Guerciotti forse spendono un po' di più degli altri, credono di più sulla mission del ciclocross, caro Salvador, perché se mettono tanti uomini e donne davanti, insomma hanno anche un certo... Ma guarda, quello che diceva Lilenia, il percorso di Vittorio era sia per i biker che per i crossisti, bisognava avere abilità, ha dimostrato la Lechner che faceva quella salita sempre montata perché ha potenza. Se noi guardiamo la Cauz durante la gara ha sbagliato in quasi tutti i posti,
sull'entrata nel tunnel, prendeva la bicicletta male, poi onestamente io dico una cosa, forse aveva fatto anche una settimana che era stata male, però con una giornata fredda se non hai un pelo di grasso addosso diventa difficile. Lei forse avendo fatto la prima stagione dura, perché ci credeva anche lei, e poi negli ultimi giorni c'è stata forse troppa attenzione verso di lei, sembrava che con le gare che aveva fatto prima, perché se guardiamo, sì, no, è un bel posto, però a Roma si era visto che non stava andando forte e era un percorso piano. Per quanto riguarda le Master Uomo abbiamo Cavani, Magnago, Torresani, la Pizzolotto quarta, qua un po' trofeo Beh, di ma ci Veneto. stava, io lo avevo detto, insomma Milena su questi percorsi va più forte di Paola perché ha più esperienza e comunque guida meglio. Chiara Selva sulle Master Woman 1, quindi un'altra maglia che è del nostro trofeo. I donne junior, Rebecca Gariboldi, bella sorpresa perché pensavo la Teocchi sinceramente, però se la giocavano. Bello il secondo posto della Camata perché comunque È insomma, andata meglio qua che al trofeo Triveneto. ma io l'avevo detto perché la Camata, se notate, andate a vedere gli ordini d'arrivo, in tutte le gare dove c'è fango la Camata va forte e in un percorso così, dove comunque contava anche essere, non ovviamente pelle e ossa, però il culo pesa, una ragazzina... Come scusa? Il culo pesa. Quale? Cioè... Il mio? Vabbè, no, una ragazzina come... non ho capito. esile come la Camatta ha fatto bene, quindi veramente è stata una bella gara anche quella delle donne. Dimmi. Il percorso di Vittorio, no, parlano di culo, vogliono intervenire. Ogni anno io sento i dirigenti, secondo me li insegnano troppo poco, perché come diceva Renato Longo, e lo ha sempre detto, per il ciclocross bisogna essere preparati totalmente, sia a piedi. A Vittorio Veneto abbiamo visto che chi era preparato a piedi, perché lo stesso Fontana non ha rischiato, faceva tutti i dossi a piedi, perché abbiamo visto che sulla costa, se ritornava verso l'alto, anche lui è andato 2 o 3 volte per terra. Bisognava saper guidare, bisognava avere potenza e essere allenati a piedi, perché anche le scalette, abbiamo visto Lavagna, non più di quello. Invece la Lechner aveva un altro passo, era preparata e si vedeva che non faceva fatica, come altre ragazzine che sul torneo sono allenate a correre a piedi, per quello che li vedi la differenza, perché il percorso di Vittorio è il classico percorso da ciclocross, perché purtroppo in certi posti il percorso è pianeggiante, ma se tu vedi Scorsè è pianeggiante però è tosto, trovi il campo di grano che adesso li vogliono togliere tutti, ma quando correvo io ce n'erano campi di grano che facevi 100 metri in bicicletta e il resto con la bici in spalla quando c'erano quelle giornate, e se non eri allenato a piedi non andavi da nessuna infatti, parte. Nicola, plauso e merito anche a Giacomo, e lo sa perché sono stata io una dei primi a rompergli le scatole, quando a Fanzolo gli abbiamo detto non levate i pezzi a piedi, perché io immaginavo che andava a finire così. Okay? Certo, me lo ricordo. Si poteva farlo in bici, però il cambiamento di tempo e Cambiamento di tempo. Cambia tutto. La differenza. Ci teniamo per ultimo gli elite, i professionisti, okay. Però volevo fare un ragionamento sul donne esordienti al secondo anno, dove Rachele Barbieri, si sa, è una ragazza atleta fortissima, Zanettin Chiara davanti alla Begin. Lì è stata una sorpresa, ho dato un abbraccio alla Sofia Begin perché sinceramente non immaginavo che andasse a podio, però è stato un podio rispettato. Rachele Barbieri ha fatto una corsa veramente molto curata, anche lei Diligente, non ha rischiato ma nulla. ha una maestra come Milena Cavani e come Massimo Sergenti, quindi veramente bisogna dargli atto, stanno lavorando molto bene anche in Emilia Romagna. Valentina Iaccheri, anche un'altra ragazzina che viene spesso a fare il nostro trofeo, anche lei è una bellissima vittoria anche la sua, e l'allegra Maria Arzuffi, che insomma dinastia Arzuffi, tale sorella maggiore, insomma. Sono contento per l'amico mio del cuore, insomma, gli voglio per Gigi Narder, gli voglio un bene cane, esatto. Sono contento per lui e anche per la Silvia Pollicini, perché insomma è andata molto bene, un secondo posto che la onora. Abbiamo detto quasi tutto, credo. Ci mancano gli allievi. Ecco, gli allievi lì vediamo che gli allievi, De Bellis secondo me ha dimostrato quello che valeva nelle ultime fasi del trofeo ed è andato alla stragrande, perché anche lui non è arrivato un quarto d'ora, è arrivato a 38 poi tra secondi, l'altro ha ma avuto Porcarelli. anche caduto, quindi era veramente indietro a metà gara e ha fatto un rimontone. Vogliamo dire un ragazzo educato, che si sa tenere al suo posto, quelle persone che anche se non diventano campioni, che a noi ce ne frega nulla, vero Maurizio, però saranno delle persone meravigliose dopo,
Saranno degli ottimi padri di famiglia questi È anche qua. molto grintoso, una scuola di vita al ciclocross, abbiamo sempre detto, quindi veramente il podio di De Bellis alle spalle di Folcarelli Junior, il piccolo Folcarelli, che veramente però bisogna dargli atto, perché guarda che guidava veramente molto bene quel ragazzino. È un bel segnale in vista del futuro. Qualche nostro campioncino forse ha sentito un po' non so, Certo. lo stress, parlo di Michelino Bassani, parlo Certo. di Edoardo Nichele, però sono convinta che faranno delle belle gare in Sì, futuro. Nichele è sesto posizionato, insomma, su, però anche là Marzaro Rossi, ha fatto Marzaro, un'ottima gara, insomma, un secondo e anche lui posto. 29 secondi, non è che sia Insomma, arrivato... è stata una bella gara anche quella degli allievi, ecco. Bene, E gli esordienti mi dispiace solo, ma non me ne vogliono gli altri per Tommaso Della Valle che è caduto, perché mi sarebbe piaciuto vederlo. che poi era un esordiente non primo anno, proprio primissimo proprio di mese. primo pelo, però insomma anche per Tommaso, che poi era su tutto il percorso, tutti gli altri giorni a tifare tutti, ci sarà anche per lui, diciamo, la Sono possibilità. contento per Mattia Taborra. Mattia Taborra, anche lui veramente un bel risultato, insomma la scuola, la scuola veneta e triveneta, perché poi abbiamo parlato di ragazzi che vengono, De Bellis, scuola friulana, Tabotta e company, Tabora, scuola Postumia 73, che con la Camata, insomma hanno fatto veramente dei bei risultati, scuola bellunese, che poi andremo a parlare per quanto riguarda gli elite, la scuola dell'Alto Adige, che ha portato comunque tante maglie, anche dei bei piazzamenti. Secondo me veramente, insomma, questo trofeo è un buon banco di prova. Immagini dulcis in fundo degli elite. Allora Sì. qua veramente io ho mandato addirittura un SMS in cronaca, ho detto, io ho fatto il podio, ho detto Fontana con questo percorso faticherà ad andare in podio, mai più cazzata grande che ho scritto in vita mia, me ne sono pentito subito dopo. Esatto. Però io pensavo che a questo punto, qua vi chiedo prima voi, poi chiudiamo con lei, che Franzoi ne avesse di più in questo terreno. Guarda, io sono convinto di una cosa. Franzoi ha fatto una gara strepitosa, perché Io ho il un'immagine di lui percorso che bacia tutti con gli sulla occhi, non ne salita avevo. era uno dei pochi che la faceva completamente, però Franzoi soffre molto le partenze. E poi una cosa secondo me, se ne parlava anche prima con Renato, lui rilancia sempre da seduto, tutto all'incontrario di Aurelio Fontana, che quando lui è in bicicletta continua a scattare, rilanciare in continuazione, perché la bicicletta da cross è come un cavallo, la devi rilanciare in continuazione. Però io ho visto una grande gara di Franzoi, e però su un percorso che Franzoi è un po' meno abile di Aurelio Fontana nel guidare. Quello è stato... C'era un'immagine, tra poco la vedremo, Però- di una lunga salita che Marco Aurelio Fontana la faceva a piedi e Franzoi invece si è ostinato per i primi 2 giri a farla totalmente in bicicletta. Lì secondo me si è spappolato i muscoli. No, diciamo di no. Perché nella salita, ad esempio, bisogna essere seduti, visto che il terreno scivolava, si doveva in bicicletta salire, ma seduti all'indietro. Hai capito? Mentre Marco Aurelio Fontana è un corridore un momentino più leggero e lui la faceva anche a piedi, perché ha una preparazione di base per farla a piedi. Tu non improvvisi di andare a piedi con la bicicletta in spalla se non hai una preparazione di base. E cioè noi torniamo indietro alle vecchie preparazioni dei francesi di una volta. Lo vediamo da queste immagini. Anche se il proprio. percorso fosse stato un percorso pedalabile e con pochissimi tratti a piedi, però facevano la grande preparazione a piedi, facevano la preparazione a scendere di bicicletta e risalire in bicicletta. Loro arrivavano, ad esempio, sotto l'ostacolo e scendevano in bicicletta anche a 20 all'ora. Come erano scesi avevano già la bicicletta in spalla, anche nel percorrere 20 metri a piedi, però la bicicletta l'avevano in Ma è spalla. meglio in spalla oppure trascinarla? Perché lei Invece, dice meglio in adesso spalla. Ci sono tanti che trascinano la bicicletta. Ma è sbagliato? È sbagliato, Ecco. questo è sbagliato, non è vantaggio per l'atleta. Lo dice sempre Elenia. Hai capito? È vero. Questo- Elenia, qualche volta ce la zecchi, insomma. Ogni tanto. Beh, insomma, andiamo a dare il podio di questa grande gara. Eccolo qua, Capitano America. Oggi ho fatto un E da là articolo abbiamo solo su capito. Capitano America. Possiamo dire che lo scoop che va ai mondiali ce l'ha dato a noi, non hanno dato ad altri, perché insomma da noi ha detto sì, andiamo. Esatto, l'aveva già detto la settimana scorsa, Esatto. quindi sì, andrà ai campionati del mondo, si è preparato molto bene, insomma, per questo. Secondo, Enrico Franzoi, che veramente ha fatto una corsa ad altissimi livelli, sono convinta che sarà protagonista anche Enrico ai campionati del mondo. E terzo,
Mirko Tabacchi, insomma scuola che arriva dal Trofeo Triveneto, quindi questo ragazzo era grande un mio compagno di scuola da soddisfazione. tanti anni, quindi sono veramente contenta perché la dimostrazione dell'ottimo lavoro che sta facendo Alessandro Fontana, della possibilità che sta dando la Forestale a questi ragazzi di provare a fare i professionisti. E veramente, eccolo qua, lo vediamo, anche lui un po' incredulo, però alla fine ha fatto un garone. Non era la prima volta che provava ad attaccare, perché all'inizio... L'abbiamo già visto bene nelle ultime fasi del Trofeo Triveneto, che andava alla grande. Andava molto bene. Quarto posto per Fabio Ursi, che mi riaggancio al discorso che abbiamo fatto prima con Carmine. Fabio era un ex atleta dell'esercito, che ha scelto la carriera militare, ha fatto tutta l'estate a Lampedusa, quindi missione umanitaria a Lampedusa, e ha ricominciato il cross così, senza grande preparazione, però insomma era un talento da giovane, ha vinto anche un campionato italiano e l'ha dimostrato. Siamo telegrafici, siamo proprio in chiusura. Carmine Del Riccio, che voto dai a questo Trofeo Triveneto, scusami, a questo campionato italiano? 10 lode, cioè senza ombra di dubbio, anche perché mi permetto di dire molto brevemente che avendo fatte anche altre esperienze in altri circuiti, non c'è paragone. Non c'è paragone, non lo dico perché sono spesso qui in Veneto a fare i fine settimana correndo, ma io ho constatato personalmente che tecnicamente, come organizzazione, come calore che si percepisce, soprattutto familiarità, cioè è un connubio che è introvabile nel resto d'Italia. Caro Maurizio, siamo proprio in chiusura. Beh, è bello perché il Veneto esporta non soltanto il miracolo del nord-est che ce ne fa una pipa e siamo stufi. Il miracolo è alzarsi le maniche, non avere voglia di piangere e domani imboccarsi le maniche. Però è bello quello che dice, che comunque il Veneto non è soltanto ciacoe, insomma, è anche gente che lavora, gente che sa anche far sistema. E quindi voi in questo... Gente che fa i fatti, è gente che si deve fare. Ci viene anche riconosciuto, quindi questo non può fare altro che far piacere ed essere solamente uno sprone per continuare. Io spezzo una lancia in testa. Spezza. Prossimo anno ci sarà il Trofeo Triveneto, guai che manchi Salvador, perché sennò qua andiamo a casa tutti. Guai che manchi Salvador. Ecco, questo guai, però voglio dire, sarai dei loro e dei nostri, insomma. Se Giacomo mi vuole, io sono qui. Mamma mia, guarda, questo è un grande onore. Caro Longo, io so che lei ha vinto più di 250 gare, sa che abbiamo... No, ne ho vinte meno. Tra tutte, 249. Quante? No, il giornalista fa strada, pista e cross, ho 233, ha fatto un po' ho sbagliato di 11 gare. Allora, io sono riuscito a partecipare anche... Cioè, scusami, mi fai vedere le balle queste cose qua? 239. Vabbè che c'è la R Moscia, però... 42 corse nella stagione invernale. Allora, nel 64, nelle 42 corse ne ho vinte 26, compreso il campionato del mondo, campionato italiano, campionato lombardo e una serie di corse all'estero, il Martini a Parigi. Al Martini a Parigi, a quei tempi, correvano tutti i corridori che avevano corso ai campionati del mondo. Era la corsa più ricca, si correva i premi. In più i primi 10-15 avevano tutti il rimborso spese. Il campionato a Parigi e poi correvano tutte le riserve. E in più tutti i corridori francesi, c'era una partenza unica, quasi 200 corridori. Si dava da mangiare a tutti, più le riserve. Quasi 200 corridori la partenza e vincere il campionato vincere il Martini a Parigi era più che vincere il campionato del mondo, perché tu arrivavi davanti anche a tutte le riserve e a tutti gli altri corridori. Longo, io sarei qua una vita a ascoltarla, però purtroppo siamo già arrivati all'ora. Io le auguro ogni bene e vorrei che lei fosse un esempio e fosse portato come i Gimondi, perché di gare più o meno ne avete vinte nella somma uguali, però insomma si sa che il mondo funziona anche così. Caro Giacomo Salvador, complimenti per questi campionati, però domenica si conclude il Trofeo Triveneto. Ci dai l'appuntamento tu? Sì, domenica a Mussolente sarà l'ultima prova del Trofeo Triveneto e guarda caso quest'anno all'inizio abbiamo deciso di dare punteggio doppio per dare un po' di più, effervescenza al torneo e anche per lasciare, se no all'ultima gara io ho visto per tanti anni, magari qualcuno smette, così non sa se vince
E allora Potrebbe. è costretto a partecipare all'ultima gara e diamo anche una soddisfazione immensa a Zambon, Certo. che mi ha dato una mano perché non sapevamo come fare per la finale, perché non per cattiveria, ma i miei hanno detto quest'anno abbiamo un impegno grosso e allora riusciremo a fare bene anche là. Quindi allora Ilenia, domenica tutti quanti Tutti a Mussolente, ci vediamo domenica. E beh, per forza bisogna, io verrò col mio cavallo sbagliato, però arrivo. Ok, ti aspettiamo. Allora amici sportivi, l'appuntamento è per settimana prossima con l'ultima puntata della stagione invernale con il trofeo Triveneto, lo documenteremo chiaramente come par nostro, cioè nel senso come par suo, perché è più brava lei di me nella cronaca, lo abbiamo capito, oramai c'è stata una stand innovation, ma hanno messo un po' da parte, non importa, comunque guarda, questa non te la perdonerò mai, sei entrata dalla porta, adesso sei la padrona del mondo, qua io ne ho... Potere alle donne! Sì, potere alle donne, ti ho tanto così, Ilenia, ti sei presa altro che il braccio, scusa. Dormi sempre, allora... Vabbè, dormo sempre, stavolta non puoi dire che ho dormito. No, stavolta no. Ho registrato. Hai registrato. Comodo al caldo, ero tra quei giornalisti che non era venuto al ciclocross a sporcarmi, la missiva era per me. Prega che non piova domenica che ti rotolo giù per la discesa così ti sporchi tutto. Amici sportivi, non la sopporto più, a settimana prossima. I'm the Invisible Man.